Adesso facciamo una presentazione del Sanremo Outdoor, del progetto che vede accomunati 38 comuni. Io la faccio breve perché sarà il filmato a spiegarlo. Il filmato sarà in inglese, ma noi tutti quanti sappiamo benissimo l'inglese, quindi non è un problema. E quindi chiamo il sindaco Alberto Biancheri per fare un saluto, poi confermo che in effetti era da mesi che non vedevamo una giornata così buia, e di questo da una parte ci scusiamo, da una parte ci fa piacere, anche perché in effetti la nostra riviera, la nostra città è caratterizzata proprio da questo clima mite che voi ben conoscete. È un territorio che sicuramente ha tantissime peculiarità, ma ha un qualche cosa di speciale che, devo dire, che chi mi ha preceduto, Mario Robaldo, mi ha detto che devo essere sintetico perché bisogna parlare poco, perché nel nord Europa si fa velocemente, questo ripeto qua. Però permettetemi solo una parola. Uno, di fare un ringraziamento a Mario Robaldo perché ha fatto un lavoro straordinario, perché qua sembra, siamo qui in una sala di questa bellissima struttura che è il nostro casino, ma sembra quasi scontato, ma qua in questo momento abbiamo i sindaci della nostra provincia, della parte costiera, dell'entroterra, il vicepresidente della provincia, il senatore Berrino, gli amici del CARF, della Riviera Francese. Siamo tutti qua con culture, esigenze diverse, ma per parlare un'unica lingua, per dirvi che siamo tutti veramente, crediamo fortemente che questo territorio possa crescere ancora di più riguardo a questo turismo. Io lo chiamo, perché si dica outdoor è troppo limitativo, perché è un qualche cosa di più dell'outdoor, è qualcosa che io chiamo turismo sportivo, turismo paesaggistico. La nostra entroterra veramente può dare ai vostri clienti, e saluto ovviamente voi tutti presenti, gli operatori turistici, vi do il benvenuto alla nostra città, perché abbiamo un territorio che è unico, perché nell'arco di una pista ciclopedonale, che oltretutto è una pista ciclopedonale che sono 24 km di pista, che adesso si amplieranno ancora di più perché si attraverserà anche tutto il comune di Imperia, ma che sono raggruppati da tanti comuni della fascia costiera. Dunque abbiamo iniziato già da lì a lavorare in sinergia, a capire che un territorio non può vendere solo una meta, c'è tutto un territorio unito, e questo è un po' il messaggio che noi vogliamo dare qua oggi, di un territorio unito che lavora in sinergia, che vi accoglie e che si mette a disposizione e voi e i vostri futuri, mi auguro tanti clienti che vorranno così soggiornare nelle nostre città e nella nostra provincia. Questo credo che è un messaggio per noi importante, perché io in 9 anni quasi da sindaco, la prima volta che vedo tutti insieme in un progetto di questo tipo, dunque faccio i complimenti a tutti coloro che hanno partecipato, che hanno lavorato, perché c'è tanto lavoro dietro in questo discorso. Ringrazio anche ci sono strutture turistiche qua presenti, la Confcommercio, l'associazione di categorie, tutti quanti, perché veramente crediamo fortemente in questo progetto. Crediamo talmente tanto in questo progetto che Mario Robaldo mi ha obbligato anche a me di prendere la bicicletta elettrica e pedalare anch'io, perché altrimenti se tu non conosci il territorio non puoi promuoverlo. Dunque mi sono fatto tutte le ballate anch'io, ed è veramente un qualcosa di straordinario, di importante che abbiamo, e ne siamo molto fieri. Vi auguro un buon soggiorno e un abbraccio a tutti voi. Grazie. Salutiamo anche gli amici di Cuneo, del Piemonte, con i quali stiamo collaborando con i fondi europei per fare proprio le vie del sale, quindi unire Francia, Piemonte e Liguria per fare veramente un turismo molto impegnativo. Do la parola all'assessore al turismo Giuseppe Faraldi, che è anche un amico, quindi un attimo. Buonasera a tutti. Sinceramente è veramente un'emozione vedere tutte queste persone con provenienze e interessi e capacità diverse. È una cosa di cui sono molto contento e devo fare veramente i complimenti a Mario, che è riuscito a coinvolgermi in questo progetto già da un paio d'anni. Non è riuscito, come potete vedere, a farmi andare in bicicletta, quello no,
però ho capito che il progetto poteva essere un progetto interessante ed è partito da un consorzio di 4 comuni. Da questi 4 comuni piano piano si è sviluppato l'interesse per poter arrivare a capire che il turismo non può essere basato solo sulla costa, è un turismo che deve essere basato anche sull'entroterra, perché è un importante argomento per chi viene qua per promuovere i propri clienti, promuovere l'interesse dei propri clienti. La nostra terra è stretta e lunga, ma ha tante vallate. Dalla ciclabile pensate a un pettine con tutte le vallate che possono intersecarsi e tutti questi percorsi che possono essere utilizzati. Si può andare da Bordighera a Sanremo senza passare dal mare, si può girare per le vallate, poi salire per le vallate, scendere e ritornare sulla pista ciclabile. E per parlare solamente di ciclismo, bisogna pensare che questo non è un progetto dedicato alle bike, è un progetto che è dedicato al turismo outdoor, che deve essere declinato in tante sfaccettature, walking, bike, percorsi ippici, ce n'è veramente per tutti i gusti. Io chiudo velocemente ringraziando davvero Mario, perché si è fatto carico di un lavoro che nessuno di noi sarebbe stato capace di portare avanti in questa maniera e con questa passione. Grazie a tutti per essere intervenuti, per essere venuti a Sanremo a trovarci, mi auguro di rivedervi presto. Grazie. Chiamo il vicepresidente della provincia per fare un saluto. Grazie, buongiorno. Anche a me il consigliere ho valutato di essere veloce. Tanto complimenti, perché il primo giorno che siamo stati anche contattati come comuni abbiamo subito aderito, e la cosa più interessante, oltre alla compartecipazione di comuni, di enti di associazioni di categoria, la provincia, la regione, è vedere tanti loghi messi assieme. Perché molte volte parliamo di rete, ma poi c'è il campanilismo, no? Cioè ognuno cerca di guardare il suo angolo. Invece Sanremo, che è ovviamente il comune più conosciuto, non soltanto in Liguria, direi a livello mondiale, ha avuto questa capacità di prendersi in mano questa che è la visione dell'outdoor, quella che deve essere la presenza turistica per far conoscere in modo reale, in modo sportivo, in modo diciamo funzionale quello che è il mare, l'entroterra e la tipicità dei nostri territori. Porto i saluti ovviamente del Presidente Claudio Scajola, la delega è una delega che ha la Regione, ma la provincia deve avere questa capacità di collaborare, coordinare quello che sono le iniziative dei vari comuni, per cui do la disponibilità a chi si occupa di sviluppare velocemente quello che deve essere anche la creazione di pacchetti turistici, quindi un saluto anche a tutti i tour operator, perché abbiamo bisogno di presenze, abbiamo bisogno di far conoscere la qualità, l'efficienza e da oggi anche l'organizzazione. Quindi grazie, e la provincia è al vostro fianco. Buon lavoro. Grazie anche al Casino che ci ospita e ai suoi collaboratori che ci hanno dato una grossa mano in questi giorni. E adesso chiamiamo il pezzo grosso, in tutti i sensi, perché il nostro senatore, e per fortuna a Sanremo, ha finalmente una rappresentanza importante giù a Roma. Ed è un bike anche lui. Vieni Gianni Berrino, senatore della Repubblica. Grazie Mario. In effetti questo invito me l'avevano fatto quando ero ancora assessore al turismo di Regione Liguria, fino a 2 settimane fa. Avevo accettato, come avevo sposato dall'inizio questo progetto del Comune di Sanremo, che si è allargato a 38 comuni della costa e del nostro entroterra, perché penso che sia uno di quei progetti che possono cambiare, non la storia chiaramente, però possono cambiare l'aspetto turistico di una zona come la nostra, della Riviera dei Fiori, dell'estremo ponente ligure, che per natura può fare outdoor, ma che non ha mai fatto sistema in questo. E questo progetto con capofila Sanremo, che è conosciuto in tutto il mondo, e già dal nome si capisce, vuol dire che vuole essere un progetto internazionale, secondo me avrà la forza di attirare in questo estremo lembo dell'Italia tantissimi appassionati naturalmente di tutti gli sport e di tutte le attività che si possono fare all'aria aperta, che rappresentano l'outdoor. Turisticamente è chiaro che in questo momento le bike, la mountain bike hanno il predominio, insomma sono quelli più di moda, ed è un trend che
proseguirà nel tempo, anche perché ha allargato, insomma, anche a chi non è proprio fisicamente in forma come me, ma ha allungato anche nell'età la possibilità di fare mountain bike e bici da strada e anche gravel qui nel nostro territorio, che insomma non è propriamente di quelli più pianeggianti, però offre scorci bellissimi, dà l'opportunità ai turisti, in questo caso ai turisti dell'outdoor, di scoprire un territorio magnifico dove l'outdoor si può fare vestiti in maniera, non dico estiva, ma insomma primaverile, per 365 giorni all'anno, e che insieme all'outdoor ha tutta un'altra serie di ricchezze e di eccellenze, dalla bellezza all'architettura, alla storia e alla nostra enogastronomia, che in questo lembo di provincia di Imperia è ricchissima. E quindi è vuol dire, potremmo attraverso il progetto Sanremo Outdoor, chi come voi lavora su questo, costruire dei pacchetti turistici fantastici che speriamo abbiano successo, perché questa terra vuole imporsi come una delle capitali italiane e europee dell'outdoor, e nel mio caso spero della mountain bike e dell'e-bike. Grazie, in bocca al lupo, complimenti sindaco, bravo Giuseppe, soprattutto bravo Mario, che ci ha creduto quando nessuno attorno a lui forse ci credeva. Allora vi rubo ancora 2 minuti per fare vedere il sito vero e proprio, dove potete poi, ieri spiegavamo ai buyer che sono arrivati a trovarci, che noi abbiamo un sito dove poter andare a vedere le cose che ci abbiamo e quindi trovare quello che loro, molti mi hanno parlato di trekking, bike e quant'altro. Quindi noi possiamo andare sul sito, se siete breve, e quindi trovare dei sentieri di varie difficoltà dove ci sono la pendenza e diciamo così il dislivello, trovare la mappa, l'altezza, la lunghezza dei sentieri e poi la possibilità appunto di andare a vedere anche con il GPS le varie destinazioni da raggiungere. Questo per il trekking. Ad esempio poi mountain bike abbiamo anche qua dei sentieri, dai più facili, come dicevamo prima, ai più difficili. Per adesso ci sono un po' quelli di San Romolo che sono alcuni poi da mantenere spesso e volentieri, perché ovviamente si rovinano, anche perché chi scende di qua scende abbastanza forte e quindi c'è bisogno di una manutenzione sempre costante. Ad esempio, entrando in questo, ne prendo uno a caso, anche questo qua, vedete, c'è la possibilità di condividere: domani andiamo a fare questo sentiero e quindi lo condivido su WhatsApp. C'è la possibilità di vedere una cartina e in alcuni casi abbiamo anche dei filmati. Prima andiamo a trovare 5 Stelle. Con dei volontari, perché effettivamente i sentieri sono sempre stati blu, fatti abbastanza semplice, soprattutto dai volontari. Carino, adesso lo andiamo a vedere. Ok, 5 Stelle. Qua è Marco che si è preso la briga di spiegare anche a chi vuole farlo come si percorre. Mentre invece per chi vuole fare dei percorsi un pochettino più lunghi ma un po' più facili, un po' più vari, abbiamo questi circuiti, questi anelli che partono un po' da tutte le parti, ma diciamo che sono nell'arco di 10-15 km, sono tutti anelli che possono partire da un posto e andare e ritornare nello stesso posto. Anche questi qua, la difficoltà del medio, facile e rosso dipende solo dal fatto che non sono pericolosi, ma sono solo lunghi o magari sono abbastanza appesi. Ad esempio la Via del Sale, che è quella che noi pubblicizziamo con la Francia e con Piemonte, è lunga parecchio, ci sono 2300 metri di slivello, ci sono 100 km da fare, quindi è bellissima, perché l'ho fatta ed è bellissima, e quindi
la difficoltà è quella, cioè quindi la fatica più che su alcuni siti devo dire che siamo ancora in una fase di work in progress, quindi stiamo adesso facendo traduzioni in inglese e su alcuni abbiamo anche la possibilità, tra l'altro chi ci va può anche mandarci le foto e quindi poi mettere le foto che si fanno. Qua vedete è inverno, c'è tutte le foglie giù, però qua da noi si viaggia lo stesso. E quindi questo qua è un sito che oltre ad avere i nostri sponsor, che ringraziamo ovviamente, ha la possibilità qua in fondo, come vedete sui cartelloni, di avere tutti i 38 comuni, e i 38 comuni anche qua andando a cliccare sopra. Adesso prendo Sanremo così almeno non si entra nel sito direttamente di Sanremo o degli altri comuni, si può vedere quello che si vuole.